Finalmente Trento, dopo i 2 passi falsi contro Verona e Civitanova, la squadra di Lorenzetti torna al successo ancora al tie break, il terzo in 4 gare contro la rivelazione latina, trascinata dalla coppia Kaczynski-Lavia. Meno bene è andata Verona, sconfitta sempre in 5-7 all'AGSM Arena da una volitiva Taranto che nel prossimo turno ospiterà Pallavolo Padova, reduce dal confronto con la capolista Perugia, che dopo il primo set in una Chioene Arena affollata da oltre 3.500 spettatori sembrava dovesse fare un boccone del sestetto umbro, che però ha dimostrato di essere la numero 1 in questo momento, con Giannelli in regia e la batteria polacca Ryszczykli, top scorer con 23 punti, Semeniuk e Plotnicki a martellare gli avversari, più i sudamericani Solé e Flavio, bravi a sfruttare le veloci e ad attaccare la seconda linea. Padova, che ha disputato un set iniziale da urlo, come si diceva, si è spento nel secondo per poi tornare a combattere nel terzo e quarto, senza però arrivare a toccare quota 20. Volpato e compagni, tra cui hanno brillato i soliti Takahashi e Petkovic, hanno dimostrato, pur con improvvise pause di rendimento, di essere competitivi, anche se non dimentichiamo che di fronte c'era una Perugia a punteggio pieno, che non ha neppure schierato il suo gioiello Leon per problemi fisici. La stagione è appena cominciata e c'è ancora molto da lavorare per coach Cuttini, a cui comunque il materiale umano non manca. Quindi i ragazzi hanno approcciato la gara in maniera perfetta, sia dal punto di vista di approccio mentale sia dal punto di vista tattico. Poi loro hanno iniziato ad accelerare, ad alzare il livello, lo sappiamo che avrebbero potuto farlo, l'hanno fatto. Abbiamo cercato di rimanere vicini, ma è stato veramente complesso. Non li abbiamo più presi, nel senso che non siamo riusciti proprio neanche a murarli, loro hanno fatto 12 muri punto, è una bella differenza. Ho detto non passa.